d'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città, sento fischiare sopra i tetti. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Pertegada di Latisana in occasione della 34esima edizione della Marcia Longa denominata La Ferragostana. Marcia Longa nata con lo scopo di sensibilizzare la gente al dono del sangue. Il tracciato si interpone in due sezioni, una di 6 km, l'altra di 12. Un tracciato molto bello, speriamo tenga il tempo. Ci rivediamo sul percorso per qualche intervista e buon divertimento a tutti, grazie. Un aeroplano che se ne va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io... Per adesso mi sembra carino, vediamo alla fine, no? Fatto 2 chilometri. Bene, dai, spero sia migliore. Molto bello. È la prima volta? Sì, è la prima volta che la faccio. Bene, e il prossimo anno? Beh, insomma, penso che tornerò. Bene, l'aspettiamo. Quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Affezionati tutti gli anni, troppo bella. E il prossimo? Il prossimo si rifà, fa un po' caldo a quest'ora, però è molto bella. Bene. Ti aspettiamo. Ciao ragazzi, ciao. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario. Tanti anni che veniamo qua e lo facciamo più che volentieri, che noi veniamo da Bergamo, io 20 anni, mio cognato sarà 30 o 40, che Insomma, tutti gli anni. All'inizio della nostra... Siamo dei veterani. Dei veterani, sì. Ok. Sì. Vi ringraziamo per la vostra Grazie partecipazione e ci vediamo con buon auspicio per il prossimo anno, Grazie. giustamente. Grazie. Arrivederci. Come vi trovate qua alla Ferragostana quest'anno? Bene, mi è piaciuta molto. Ora io quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere risorse senza
Siamo qui in chiusura alla 34esima marcia alla Ferragostana, abbiamo avuto circa 300 iscritti, è stata una bella giornata in compagnia del gruppo marciatori a Picilia, lo ringraziamo per la collaborazione e vi do appuntamento domani mattina a Reana del Royale alla Marcia dell'Assunta da 6, 12 e 18 km. Buongiorno a tutti, ci troviamo ai festeggiamenti dell'Assunta di Reana del Royale, sagra del comune molto popolare da diversi anni. Oggi in occasione della terza marcia dell'Assunta abbiamo una giornata splendida di sole che ci sta accogliendo e un'ottima affluenza alle iscrizioni. I percorsi sono di 6, 12 e 18 km. Qui a fianco a me ho il presidente dei festeggiamenti dell'Assunta di Reana del Royale, Tiziano Cautero. Grazie, buongiorno a tutti, spero che la nostra organizzazione riesca a soddisfare tutti i partecipanti. Siamo al terzo anno, diceva Anna, e abbiamo tutte intenzioni di continuare e di migliorare nell'organizzazione, quindi grazie e buona marcia a tutti. A breve ci rivedremo sul percorso con tutti i partecipanti, bambini, adulti e anziani che si godono questa bella giornata lungo le rogge e il territorio comunale. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Ci troviamo di nuovo lungo il percorso in una frazione del territorio di Reana del Royale. La frazione si chiama Remugnano. Come detto in precedenza, Reana del Royale è caratterizzata per le sue rogge e per i suoi mulini. Qui dietro a me possiamo vedere una tipica immagine di questo territorio. Il mulino, le pale del mulino vengono mosse dall'acqua e animano l'energia per questa fabbrica qua vicino che produce parquet. Adesso io approfitto della presenza di Pietro Di Giusto che ci spiegherà qualcosa inerentemente alle rogge e al loro percorso. Beh, le rogge sono proprio una cosa particolare del nostro comune ed è veramente un piacere passeggiare, no, a fianco di queste rogge. Per il mulino ricordo negli anni che furono che alimentava in realtà non tanto la fabbrica dei pacchetti, ma una fabbrica di ferramenta, cioè dove battevano con il maglio il ferro e pertanto si sentiva questo rombo terribile, no? Di questo maglio che risuonava con piacere sentirlo. Grazie alla testimonianza e ci vediamo più tardi. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo. Sul percorso ci troviamo a Vergnacco, nel parco che ospita le sculture realizzate durante il 17° Simposio internazionale di scultura su pietra. Il simposio, svoltosi durante il mese di giugno, ha ospitato artisti internazionali provenienti da tutte le parti del mondo, oltre che dall'Italia. È possibile quotidianamente visitare le sculture realizzate anche
con l'appuntamento presso l'Associazione Culturale Il Falo di Vergnacco, prendere appuntamento per una visita guidata. Il territorio del Roiale, oltre a essere caratterizzato dunque dalle rogge e dai mulini, dalla presenza di grano turco e di queste opere fatte manualmente con lo scus, quindi il cartoccio delle pannocchie, è anche molto popolare per un discorso a livello internazionale di scultura su pietra. Treno e vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Bene, archiviamo la manifestazione della terza marcia dell'Assunta di quest'anno, è andata tutto bene, abbiamo avuto più di 700 partecipanti, mi sembra che i partecipanti siano stati soddisfatti, è andato tutto bene e io nel darvi appuntamento alla marcia del prossimo anno vi invito però anche a 2 altre marce per la prossima settimana. Il 14 agosto a Corignolo 7-12 km marcia del Toro e il 15 a Villanova delle Grotte camminiamo insieme 6-12-18 km. Grazie e vi do appuntamento del prossimo anno a Reana.